Carissimi amici, buongiorno e buon lunedì, buon inizio di settimana a tutti. Siamo ancora qui con un altro appuntamento interessante con Vis-à-vis Mestre che ritorna dopo la pausa pasquale e quindi ben ritrovati. Anche oggi appunto siamo in diretta streaming sul canale YouTube, sul canale Facebook di Mestre Mia e quindi potete andare appunto sulla pagina proprio di Mestre Mia e colgo l'occasione per salutare anche il nostro presidente Andrea Speradio che fa la regia anche oggi di questa puntata. Siamo all'interno come sempre dello store, del bellissimo store della C Mestre, qui appunto nel cuore pulsante appunto della città di Mestre, e quindi per questo ringraziamo insomma i vari personaggi che ci ospitano, ovvero Stefano Serena che è appunto il presidente, poi i dirigenti Andrea Chicconi Sbaraglini e Matteo Settimo. Siamo, dicevo, all'interno di Palazzo Donatello, quindi proprio nel cuore appunto della città, vicino al centro Candiano. Bene, oggi, stavo dimenticando, siamo all'interno anche dell'importante contenitore, dove appunto anche l'associazione Mestre Calcio fa parte, quella di Mestre Cultura e Sport. E oggi parliamo di cultura, lo facciamo attraverso una persona molto conosciuta, molto apprezzata, che è l'ingegner Gianpietro Favaro. Buongiorno e benvenuto, che è il direttore del Museo della Radio Padre Ruggero e della Scuola di Padre Egidio. Grazie a tutti e grazie dell'invito. Benvenuto. Grazie. Lei nella vita, mi diceva prima, fa l'ingegnere medicale, quindi ha una professione di tutt'altro tipo, certo. Però ha la passione appunto per questo ambito che è quello della radio, che però diciamo ha delle origini molto particolari legate appunto anche alle sue retaggi giovanili, perché lei aveva frequentato appunto la scuola dove poi è stato creato appunto il museo. E il museo della radio è ritenuto, da quello che appunto ho avuto modo di vedere, un luogo unico, un luogo molto particolare, fatto di raccolte precise anche con apparecchiature scientifiche, e dove poi voi anche spiegate fenomeni fisici anche di carattere appunto elettronici eccetera. Allora, vogliamo un po' parlare di come è nato questo museo, quando è nato, quando è sorto, come è stato creato, eccetera. Quali sono stati diciamo anche gli obiettivi e magari anche le difficoltà, non lo so. Certo. Si vuole raccontarci anche poi la storia di Padre Egidio e di Padre Ruggero, che sono stati appunto i fondatori di questa realtà scolastica anche, dove so che anche lei appunto aveva frequentato da ragazzo. Certo, sì. Il Museo della Radio in realtà nasce su quello che era la struttura della scuola di Padre Egidio. Padre Egidio è un frate che ancora durante i tempi della guerra, parliamo degli anni 40-42, sentendo la sua vocazione non solo religiosa ma anche quella culturale e scientifica, decide di affrontare il mondo della didattica per dare ai ragazzi in un periodo complicato, molto difficile, chiaramente, della guerra e del dopoguerra, un'opportunità in più. Quindi siamo negli anni 50, sì, 60, 50. Inizia nel 42, durante la guerra. Sì. Aveva già iniziato all'epoca. Assolutamente. In una tabaccheria che è ancora presente peraltro, che è in piazza Sant'Antonio a Marghera, nell'angolo davanti alla chiesa. In quel luogo lui ha iniziato nel 42 questa missione di didattica, di formazione. Quindi la scuola, il museo si trova all'interno di questa scuola che è nel centro di Marghera, quindi l'indirizzo qual è? È via Gelain, quindi è diventata la via quella del frate, numero 7, dove il frate poi ha costruito la scuola. Che diciamo è stata perché così per chi non lo sa dove trovarli. Assolutamente, ci trovate anche su Google Maps, se cercate la scuola è indicata. Poi avete anche il vostro sito, tutti i vostri riferimenti che sono... Certo, Museo Padre Ruggero, blogspot.it, che è il luogo dove ci trovate se avete bisogno di qualche informazione più dettagliata e aggiornata sugli incontri che facciamo. Certo. Quindi continuando sul Padre Ruggero. Sì, Padre Egidio fa questa scuola, ci dedica tutta la sua vita, alterne vicende, difficoltà, la costruzione, nuove edificazioni, spazi sempre più grandi, perché
questo luogo richiama i ragazzi, è un luogo dove effettivamente si impara un mestiere, dove un luogo di formazione. Di formazione vera e anche fatta in modo da poter essere compatibile con il lavoro, perché lui faceva queste cose alla sera, quindi la gente lavorava e poi alla sera andava. Era come una scuola serale. Una scuola serale, esatto, però orientata alla formazione di tecnici e di persone che in qualche modo avevano bisogno anche di lavorare per sbarcare il lunario, non potevano andare a scuola normali studenti, diciamo. Certo, oppure perché era finalizzato poi magari per il lavoro nel polo industriale, quindi era una cosa... Esattamente. Infatti nella rete di contatti di padre Egidio figurano ingegneri, le maestranze della zona industriale che piano piano capiscono il valore di questa struttura e in qualche modo la finanziano anche. Certo. E quindi cresce sempre di più e fino a quando nel 74 padre Egidio muore. E per fortuna lui aveva allevato un po' qualcuno, il padre Ruggero era uno dei suoi allievi migliori, che lo rifletteva in qualche modo, e Ruggero continua questa scuola. Però muore anche lui prematuramente, sì. 44 anni. Esatto, nell'84, esatto, padre Ruggero muore, era un sabato pomeriggio, io ero già nella scuola perché frequentavo il liceo Molino e quindi alla sera andavo là a vedere questa cosa perché era divertente, cioè la scuola era veramente divertente, io mi divertivo. Raccontiamo un po' magari qualche aneddoto. Allora, la scuola iniziava alle 6 della sera, no? E poi finiva alle 8:30, questo era l'orario. Quindi c'era un'attività che il frate, eravamo in 90 in aula, quindi eravamo tanti. Quasi universitario. No, sul serio. E lui faceva questa prima fase, diciamo un'oretta più o meno in cui raccontava, spiegava la teoria dei fenomeni, poi faceva una pausa, apriva le finestre, in inverno era tosta la cosa, cambiava l'aria, in un'aula da 90 persone poteva essere problematico, e quando lui chiudeva le finestre sapevamo che partiva lo spettacolo, perché di solito lui faceva gli esperimenti. Quindi nella cattedra grande che aveva in aula qualcuno portava un allievo, portava il carrello con la magia e lì iniziavano gli esperimenti, scariche nei gas, macchine elettrostatiche, trasformatori, cose meravigliose, e quindi noi eravamo tutti quanti affascinati da questa cosa. Tant'è che da studente del liceo io queste cose a scuola non le vedevo e andavo lì per divertirmi. Sì, ma anche tornavi a casa, voglio dire, anche con un bagaglio in più. Assolutamente. E infatti, ti ha permesso poi di diventare ingegnere, di avere questa passione. È stata la molla che poi ha scatenato questa cosa e che non solo ha portato me a fare questo percorso, ma anche tanti altri, che poi ci siamo riuniti quando le storie, tutte le cose prima o poi finiscono, no? La scuola è finita, ha cessato di funzionare, però questi semi che ha lasciato padre Egidio e padre Ruggero hanno portato poi alla costituzione di questo gruppo che in nome dei frati e per conto dei frati dei francescani di Sant'Antonio, esatto, mantiene e rende anche fruibile a questo luogo, alle scoleresche, abbiamo una simbiosi con gli astrofili, quindi abbiamo un planetario, viene visitato. E tu hai fondato poi tra l'altro insieme a questo gruppo? Sì, nel 79 abbiamo messo insieme, perché il frate era un eclettico, no? Quindi gli piaceva chiaramente l'elettrotecnica. Sì, però aveva più visioni, diciamo. E il cielo erano delle cose che gli piacevano. Certo. E quindi quando ha trovato questo gruppo di persone che gli hanno chiesto lei c'ha un buchino dove possiamo venire? E ha detto, come no? Certo, sabato non c'è nessuno in questa scuola, venite qui. E quindi lui ci ha dato lo spazio per formare questo gruppo, il gruppo degli astrofili di Mestre, Guido Ruggeri, e da quell'epoca siamo rimasti sempre lì e siamo in simbiosi, cioè i due gruppi adesso del planeta, degli astrofili e del museo, lavorano insieme, ognuno fa la propria parte, gli astrofili fanno la parte divulgativa e gli allievi del museo, tutta gente bravissima peraltro, mantiene la struttura, il planetario, lo costruisce, lo aggiusta, lo ripara quando c'è bisogno, l'abbiamo fatto noi. Quindi avete anche un numero importante di presenze, quello che ho visto. Sì, noi abbiamo fatto un conto che il planetario che
accoglie 25 persone, non è un grande planetario. Allora, quando l'abbiamo aperto, abbiamo fatto un po' di conti, sono passate circa 100.000 persone al planetario di Matera. 100.000 persone? Sì, studenti, ragazzini, scuole. Sì, vengono ragazzi magari della scuola secondaria primo grado, di tutti, secondo grado, anche dalle materne. Anche dalle materne? Certo, facciamo anche delle delle cose. cose. Avete proprio la struttura in cui si apre, avete No, si vede, il planetario è una specie di proiettore ok, speciale. la proiezione. Proiettiamo il cielo nella cupola. Okay. E lì i ragazzi vedono, poi spieghiamo. Facciamo anche l'osservazione. Sì, facciamo anche osservazioni pubbliche. Il Circolo degli Astrofili di Mestre ha fatto negli anni dal 2007 al 2014, abbiamo fatto un evento importante in Piazza San Marco, abbiamo portato i telescopi in Piazza San Marco, abbiamo spento le luci della piazza e abbiamo mostrato alla gente le stelle dalla piazza, quindi è stata una cosa meravigliosa. Poi io ti dico come ci siamo sentiti sabato per fare un attimo il punto della situazione. Io avendo fatto il liceo scientifico, no? Quindi ho un po' dei retaggi per quanto riguarda l'astronomia e sì, mi piaceva molto, devo dire la verità, il paralasse, la visione, cioè tutta la volta celeste. Noi ci avevano portato invece a Milano, vedere questo osservatorio che è una cosa spaziale veramente. Quindi, considera che il planetario di Milano dell'OEPLI è 25 metri di diametro, quindi è molto grande, il nostro è 4 metri di diametro, è piccolino, però vi invito a venire a vedere. Assolutamente, quindi invitiamo le scuole, a parte che penso gli istituti siano già al corrente di questo, però effettivamente è un'esperienza molto bella perché le stelle, i pianeti che è difficile fare intercettare, però Venere si vede comunque sempre bene. Sì, anche Giove, Saturno, sì, Marte. Io mi vanto sempre a casa e dico guarda che c'è Venere, no? Perché mio figlio dice ma cos'è quella lì, quella stella lì? Quella non è una stella, quello è un pianeta, perché riflette la luce del sole. Quindi intanto mi vanto di queste conoscenze e di retaggi dello scientifico. Quindi e invece per quanto riguarda, allora, parliamo invece della radio, ritorniamo al Museo della Radio, quindi voi all'interno avete, possiamo definirla tra virgolette, non so, perdonami la parola, un po' archeologia, in qualche maniera industriale, il fatto che non vorrei magari sbagliare la terminologia, archeologia industriale, quindi anche volevo chiederti e chiedervi a te, tuo gruppo, eccetera, di persone con cui avete collaborato, partendo già da Padre Egidio oppure da Padre Ruggero, eccetera, si era cominciato già da loro la raccolta di questi reperti legati alla radio. E perché la radio poi in particolare? Certo. Allora, diciamo questa cosa che è importante. Il museo non è un luogo di collezione. Questa è una cosa importante perché a volte ci confondono. Non è passivo. No, non è solo una raccolta di oggetti, no? Perché a volte succede, nel senso che uno va nei mercatini, trova un apparecchio, lo compra, lo porta a casa e comincia una collezione. Il nostro, invece, l'obiettivo nostro non è tanto di collezionare questi oggetti per collezionarli e basta. A noi interessa mostrare come sono stati fatti, come funzionano questi oggetti. Sono ancora funzionanti? Certo. Noi ancora riusciamo a riparare le vecchie radiovalvole. Perché siamo vecchietti, nel senso che siamo cresciuti insieme a questi oggetti, no? Ovviamente non quelli degli anni 30. Se non con una valvola, per dire. Abbiamo una bella scorta. Riusciamo a trovarle. Riusciamo a fare. In realtà si trovano. C'è ancora chi li costruisce. Però appunto non è un luogo di collezione, nel senso che gli oggetti che abbiamo hanno una storia e a volte ci vengono donati, ci vengono regalati da chi in qualche modo li ha usati e quindi noi conserviamo quello spirito, cioè lo spirito di chi li ha usati, quindi anche con i loro difetti, ma con la manopola un po' rotta, non è che le aggiustiamo tutte queste cose, le lasciamo anche così, perché l'importante è che l'oggetto funzioni, sia in grado di mostrarsi nel suo modo di essere, di funzionare, perché così i ragazzini quando vengono sentono la radio che funziona e la possono usare, non succede niente. Vanno alla ricerca di frequenze nella stazione, la cerchi. Si sente il fruscio, il passaggio, si sente tutto. È molto bello. E possono addirittura provare a usare la radio dall'altra parte, perché siccome le radio dell'epoca... In che senso? Cioè da essere loro protagonisti che parlano con la radio? Esatto. Perché adesso le radio
dell'epoca, sono degli anni 30, non si sintonizzano più perché non ci sono più le stazioni che trasmettono. Quindi abbiamo fatto nel museo una piccola stazione radio che trasmette per il museo. Stavo chiedendo come potevate fare questo. Esatto, e i ragazzi quando vengono li facciamo sperimentare la lettura di un notiziario degli anni 30 che uno parla e gli altri nell'altra stanza dalla radio sintonizzano la stazione e ascoltano la voce del loro compagno. E quindi c'è un modo di fare radio come si faceva negli anni 30. Ecco perché dite che è tutto divertente. Sì, Nel senso, come erano divertenti le lezioni, per esempio, con i vostri insegnanti, con i padri che vi hanno seguito, cioè è divertente anche questa evoluzione vostra per questa nuova generazione. E io ti chiedo, visto che solitamente quelli che ospiterai saranno ragazzi nativi digitali, no? E trovandosi di fronte invece a una realtà di questo tipo, qual è la reazione che hanno e se tornano a casa magari ovviamente con qualcosa di particolare, perché effettivamente non vivendola, magari io posso ricordarmi radioline, eccetera, i nonni magari la radio che era un cassettone enorme per esempio, però un ragazzino magari di 12 anni, facciamo un esempio. E ci ho pensato a questa cosa, secondo me loro vengono al museo come si va a vedere il museo dei dinosauri. Cioè tu entri in un posto e non hai mai visto un dinosauro, no? Te lo fanno vedere questa cosa e ti fai un'idea di quello che doveva essere la Terra 200 milioni di anni fa. E quindi in un certo senso facciamo vedere loro una realtà per loro sconosciuta, potrebbe anche essere una realtà del futuro per quello che sanno loro che non sanno. E in realtà gli raccontiamo che è una storia del passato, ma soprattutto quello che mi interessa molto, quando noi ragazzi glielo diciamo, a noi interessa l'idea della riparazione, cioè a noi interessa il concetto che una cosa può essere aggiustata, quando si rompe la aggiustiamo e quando la aggiustiamo diventa noi, cioè siamo noi che ci mettiamo dentro qualcosa in quell'oggetto e quell'oggetto diventa tuo, in quel momento diventa tuo, quando si è rotto e l'hai aggiustato, perché allora c'è qualcosa di tuo dentro. Gli hai dato vita? Gli hai dato vita, se hai rotto il cellulare, hai rotto il vetro, cambia il vetro, cambia tu il vetro, no? Tanto ormai è rotto, quindi non puoi fare altri danni. Ma quando l'avrai aggiustato, se funziona, allora diventa il tuo telefono. E si rompe una giacca, la cuci, la rammendi, ecco lì c'è il rammendo che hai fatto e quindi diventa la tua giacca. È il momento in cui la aggiusti che diventa tua. Quindi, che bella questa immagine di quasi artigianalità, no? Che alla fine compri un oggetto che poi non hai creato tu, eccetera, però mettendoci qualcosa di tuo, lo fai tuo, in quel momento tuo diventa proprio tuo perché ci hai messo dentro qualcosa di infilato dentro. Certo, aggiusti le scarpe, diventano le tue scarpe. Bella questa cosa. È bello come concetto filosofico anche, no? di riflessione su questa cosa, di appartenenza. Senti, ma il museo quando è aperto? Lasciamo al pubblico l'idea concreta appunto di quando sono aperte le visite e anche per quanto riguarda le visite legate invece agli alternativi. Sì, il gruppo si trova tutte le settimane il venerdì. Dalle 9:15 più o meno della sera, perché ovviamente siamo tutti lavoratori, in qualche modo dobbiamo trovare quel momento là, ed è il momento in cui ci riuniamo tutti, siamo circa una trentina di persone, e abbiamo anche raccolto dei giovani, questo ci fa molto piacere, e però tutti sono artigiani in questo senso, cioè tutte persone che aggiustano, a noi piace aggiustare le cose, e quindi abbiamo questo momento comune. Poi facciamo un sacco di attività di divulgazione scientifica. Ad esempio, giusto per darvi un'informazione, venerdì prossimo ci collegheremo con l'osservatorio delle Canarie, il Gran Tecan, dove un astronomo che lavora lì, delle Canarie, la Gran Canaria. E lì c'è un telescopio e c'è un astronomo che è nato a Spinea, quindi è un nostro di Mestre, diciamo della zona, sì, che è venuto negli astrofili, è diventato astronomo, ha lavorato a Baltimora, ha lavorato in Cile per il Paranal, per il telescopio del Paranal, e venerdì sera ci fa una conferenza, una chiacchierata sulla cosmologia, sull'universo. Quindi venerdì 17. Venerdì 17 dalle ore 21. Dalle 21:30, perché c'è un fuso orario a distanza. C'è 2 ore? Un'ora, quindi lui 8:30, noi 9:30, e ci racconta una visione nuova della cosmologia dell'universo. Non giusto per dire che facciamo queste cose, ma le facciamo
di tantissime cose. Abbiamo fatto ad esempio la ricerca della terza colonna di San Marco, che probabilmente è caduta nel bacino, e sono venuto a raccontarci come si fa a cercarla, dove è finita questa colonna, giusto per dire che spaziamo su tantissimi argomenti. Soprattutto di carattere scientifico. Scientifico, sì, siamo orientati a questo, insomma, ma anche... Le scuole che vi raggiungono da dove arrivano? Un po' da tutto il territorio locale, qui in Mestre e dintorni, insomma, perché è la zona che serviamo meglio, anche perché loro devono venire lì, certo. Poi Marghera è complicata, a volte c'è un problema col traffico, però vengono con i pulmini, ne facciamo 2 volte alla settimana il planetario e il museo per le scuole, prendono un appuntamento, cioè se poi eventualmente servirà vi darò qualche riferimento, sì. Prendono un appuntamento per le scuole e vengono lì, abbiamo dei volontari che 2 giorni alla settimana fanno l'apertura del museo, e il museo del planetario è aperto anche ogni secondo sabato del mese. Quindi guardate il calendario, contate il primo sabato, guardate il secondo sabato dalle 16 alle 18 è aperto gratuitamente, si viene lì, si vede il museo, si vede il planetario, l'abbiamo fatto anche sabato scorso. Infatti l'ho beccato proprio nel pieno della presentazione, che l'ho telefonato, mi ho detto guarda sto facendo, non mi hai risposto, sto facendo questa cosa. Planetario. Sì. E quindi com'è andata? Bene, sì. Poi c'è l'Artemis, quindi abbiamo parlato della missione. Raccontiamo un po', perché avevate fatto questa cosa anche proprio in concomitanza assolutamente, del ritorno di questa abbiamo raccontato vicenda, un po' tutta la vicenda, abbiamo dato delle informazioni che magari sono un po' complicate da vedere, come sono arrivati, come sono tornati, sono tutte queste cose. Ma quanta gente è interessata al mondo dell'astrofisica, ad esempio? Allora, e anche dell'elettronica, perché sì. voi avete tante, al di là delle scuole che ovviamente vengono portate dagli insegnanti, perché magari li tocca, ma anche tanti vengono proprio perché poi magari scelgono anche poi magari gli indirizzi sia di carattere universitario, come nel tuo caso, piuttosto che per le superiori, perché magari hanno visto una cosa interessante, ma ti piace, ok? Ma di appassionati di questo mondo, di questa realtà, penso ce ne siano parecchi. Sì, ce ne sono tanti, però ad esempio come per tutte le attività, per tutti, un po' soffrono tutti i gruppi in questo momento. Il problema è come arrivare ai giovani ragazzi che fanno fatica a muoversi in questo, e dobbiamo essere sempre coinvolgenti e attrarli in qualche modo. Noi giochiamo facile perché abbiamo talmente tanti esperimenti che sono scenografici, e quindi quando facciamo la sagra di Sant'Antonio il 13 di giugno, nei giorni della sagra della parrocchia noi apriamo il museo tutti i giorni della sagra, e lì vengono le frotte perché chiaramente c'è la sagra, c'è un po' di movimento, e lì facciamo il nostro show, no? Quindi è una cosa che raccoglie e accoglie un sacco di gente, e quella è l'occasione in cui poi magari qualcuno lo otteniamo anche di quelli che vengono a visitarci, e poi diventa... Perché capite che è interessante. Esatto, perché sempre di show, di divertimento, c'è una cosa che la mettete su questo piano. Sì, assolutamente. Cioè non, perché magari per qualcuno quel mondo, della fisica, astrofisica, elettronica, spaventa, oppure sembra a tratti in realtà magari noioso, oppure invece in realtà è molto divertente. Anche io mi ricordo sempre al liceo gli esperimenti di fisica erano veramente divertenti. Sì, bisogna sapere coinvolgere, no? Dipende anche da chi te lo dice, da chi lo fa, perché io ho un bravo professore, magari altri professori ripetevano l'esperimento di chimica o qualcos'altro in maniera meccanica, se uno lo fa magari in maniera coinvolgente e divertente, come dicevi tu, diventa uno show, magari lo faceva padre Egidio piuttosto che padre Ruggero. Devi divertirti. Se tu ti diverti, questa cosa... perché c'è un po' come dire, oh wow, non pensavo che questa cosa potesse avere azione e reazione, no? In questo caso faccio una cosa e ottengo una reazione, e quindi chi lo pensava? Uno resta, mai si illumina qualcosa, si muove qualcosa, accendi una lampadina, accendi una sfera, adesso non so che cosa facciamo. Tipo ad esempio cosa... qual è uno dei vostri must? Per dire che proponete alle... La cosa più divertente... visto che mi hai invitato... Devi venire. Il 13 giugno... facciamo una... 13 giugno... Sì, ma facciamo un venerdì, un sabato. Ma vengo a trovarti, vengo con Andrea, il nostro super presidente. Se venite vi faccio vedere di cosa parlo. La cosa più divertente è quello che i ragazzi
fa sempre molto ridere. È a ridere addirittura. Sì, assolutamente. Noi abbiamo è stato costruito da uno dei nostri ingegneri, brillantissimo, ha costruito un generatore di alte tensioni, quindi fa le scariche, fa tutte le cose così, wow. Ma la cosa più divertente di tutti è che suona, cioè le scariche fanno dei suoni, una musica. E quindi durante l'esperimento facciamo... si può la scarica suona, e siccome questa scarica produce un campo elettromagnetico di una certa intensità, questo campo accende dei tubi al neon, come quelli che abbiamo in questa stanza, li abbiamo fatti colorati blu, rosso, verde, e la musica è quella di Star Wars, e quindi facciamo le spade. E quello spegniamo le luci. Tutti dei piccoli Einstein là dentro. No, sono quelle cose divertenti che si fanno, e sapendole fare bisogna avere chiaramente delle competenze per farlo, non è che viene gratuitamente. Però quindi i ragazzi possono anche toccare direttamente le apparecchiature, in sicurezza, dove si può. Certo. Può essere permesso anche di, perché adesso tu dici, no, uno ad esempio ha costruito un generatore, allora un generatore di nuova generazione, certo, con tecnologia moderna, non rifacendosi però al passato. No, però abbiamo anche i generatori del passato. Ecco, questo volevo sapere. E quindi li possiamo confrontare. E quanta differenza c'è? Molta, perché ovviamente ai tempi di Padre Egidio e di Padre Ruggero certe tecnologie non erano disponibili ed era tutto molto più semplice, per questo li conserviamo, perché in quel caso si vede, cioè tu vedi quello che succede e con i tuoi occhi e lo puoi capire. Adesso le tecnologie sono molto sofisticate, non si vede quasi più niente di quello che accade. Magari infilato dentro. Ovviamente se ti accompagnano nel percorso tu capisci le fasi comunque, ma dal punto di vista didattico vedere quello che accade con gli occhi è molto più efficace. Sì, perché diciamo è proprio il valore dell'esperimento. Assolutamente. No? Però bisogna appunto metterci il naso, nel senso non nella scarica ovviamente, ma vedere il fenomeno e toccarlo. E in certe cose, vi farò vedere, se vedete, chiunque viene può vedere che certe cose si possono davvero toccare, cioè la scarica si può toccare. No. C'ho un po' paura di che mi si elettrizzino i capelli. Ecco, questo lo facciamo anche con i ragazzini, perché gli facciamo... Ma perché in certi periodi ci si elettrizzano i capelli? Tu perché quando... Sei elettrostatico? Perché quando ci muoviamo, scendiamo ad esempio dall'automobile, no? Improvvisamente il nostro potenziale cambia, cioè nel senso ci carichiamo, perché abbiamo sfregato i nostri abiti con il sedile sintetico dell'automobile. Quando ci separiamo, le cariche si separano con noi e quindi noi siamo più in equilibrio come eravamo quando eravamo seduti, scendiamo dall'automobile, ci disuguagliamo, cioè c'è una differenza, e la natura cerca sempre di riequilibrare le cose, e quindi con la scarica rimette a posto quello che si era scombinato in qualche modo. E questo succede quando ci sono queste scariche elettrostatiche. Ma io delle volte mi pettino e mi vengono i capelli che cominciano a fare così, sono perché il tuo corpo si polarizza in questi movimenti che tu fai, e siccome le cariche siccome hanno lo stesso segno, quindi sono tutti elettroni che tendono a respingersi, i tuoi capelli sono pieni di elettroni, gli elettroni si respingono e i tuoi capelli si alzano. E quindi perché vogliono stare distanti l'uno dall'altro, non si amano gli elettroni. Quindi quando ti sei caricata e i tuoi capelli diventano carichi di elettroni, gli elettroni si respingono e i tuoi capelli si alzano. E poi una volta che ritornano giù con gli elettroni cosa succede? Li hai persi nell'aria, nel volume. Scusa questa digressione, ma sempre parliamo con uno scienziato, perché tu sì, sei uno scienziato, anche perché ricordiamo lui fa un lavoro molto importante, se posso permettermi, lui è un ingegnere medicale, biomedicale, e lavora tra l'altro in un campo molto particolare e anche di grande ricerca, che è quello dell'oncologia. E quindi ti faccio un applauso, perché effettivamente la ricerca su questo campo è molto importante e serve per curare tantissime persone, e soprattutto scoprire magari cose. State lavorando, dicevi, su un particolare progetto. Sì, sul glioblastoma. Esatto. È un tumore fatale della glia, del cervello, e stiamo tentando di vedere se ci sono, perché purtroppo non ha cura questo tumore, e bisogna cercare di sperimentare per trovarle
pure, e quindi lavoriamo in questo ambito. Molto bene. Quindi è stato merito di padre Egidio e di padre Ruggero che ti hanno dato questa missione quasi, perché alla fine sei come un medico, alla fine lavori proprio per... Serve una scintilla, no? Penso che anche te avrai avuto una scintilla un giorno che ti ha detto voglio fare questo lavoro, no? E quindi in qualche modo nasce da un contatto, da un'idea, da un libro letto. Da una sinapsi magari particolare nel cervello che scatta. Certo, è quello che vogliamo fare anche noi. Noi vogliamo fare questa cosa. I ragazzi vengono, vedono, e poi tra quelli che sono lì qualcuno dirà voglio farlo. Sicuramente, perché il bacino che vi arriva, facendo la questione proprio di grandi numeri, qualcuno sicuramente abbraccia poi questa tecnologia oppure questo ambito. E volevo tornare alla radio, perché quest'anno sono i 50 anni delle radio libere. Adesso è vero che esuliamo un po' dall'argomento, però diciamo che le radio libere, visto che penso che, non so, volevo capire un attimo, quando padre Egidio oppure soprattutto padre Ruggero dopo si sono messi appunto a ricercare queste radio, era anche per comunicare, essere un mezzo di comunicazione anche, immagino. Assolutamente. Perché hanno un ruolo la radio in generale, è nata 100 anni fa, 1924, quindi 100 anni, 2 anni fa, e adesso i 50 anni poi delle radio libere. Quindi la radio è sempre stata molto amata, la vecchia signora, è detta così, no? Però tuttora è attuale, tuttora è sempre presente, perché è sempre stato un luogo di comunicazione e di socializzazione. Tu cosa ne pensi a tal riguardo, adesso che tu hai ho una collezione che non è passiva, è attiva, quindi la possiamo toccare, possiamo anche ricreare un qualcosa di un po' più storico, un po' più storico, ecco, bravissimo, un po' più storico. Ma la domanda mia adesso è questa, cioè rispetto alle radio contemporanee, cosa vedi di diverso e che cosa è andato perso, per esempio, o che cosa magari si potrebbe conservare della vecchia signora, per dire. Perché adesso l'analogico ormai è andato, siamo tutti improntati sul digitale, eccetera. E questi giovani poverini, è anche vero che gli manca un pezzo di storia, che effettivamente è quel passaggio lì, perché io ad esempio di una generazioni precedenti, abbiamo avuto la possibilità di vedere l'analogico e il digitale, mentre loro no. Questa è una questione importante, e la cosa che che ho chiesto, cosa è cambiato, cosa cambia in questa dinamica. E la cosa più importante, per me almeno, è che la radio di un tempo era un mezzo unidirezionale, cioè partiva da qualcuno e arrivava a tutti quanti. E abbiamo sempre pensato che questa cosa fosse un privilegio, comunque limitasse in qualche modo, no, la possibilità di esprimersi. Oggi i mezzi che abbiamo a disposizione in realtà sono molto bidirezionali, nel senso che io posso ascoltare una trasmissione per radio, mando un WhatsApp alla radio e do il mio commento, no? Quindi tutti possono fare il commento, possono generare dibattito, eccetera, eccetera. Abbiamo pensato che questo fosse un fatto positivo. In realtà, secondo me, questo diventa un problema, perché intanto, a parte che non è completamente bidirezionale la cosa, perché viene comunque filtrata, ma la magia della radio è anche quella di dire accendo la radio e sento uno che parla. E lui parla, ovviamente ha una responsabilità, quello che parla deve dire delle cose che possono andare bene a tutti, e quindi genera una forma di responsabilità della comunicazione. E secondo me aveva una magia questa cosa, no? E tant'è che quando c'erano le prime radio libere, tutti andavano a Radio Venezia, si accendevano la sera, si mandavano le telefonate, le dediche, i messaggi, le richieste per il brano, ma era comunque lo speaker che accoglieva la telefonata, aggiungeva qualche cosa a quel commento, da Martina a Filippo con un affetto, e mandava il brano. E però la comunità che si creava era una comunità mediata comunque dalla radio, che comunque era una cosa a sé stante, no? Cioè c'era il mediatore dello speaker che diventava
l'immagine di quell'oggetto, no? Parlava lui e lui diventava sostanzialmente la radio in quel momento là. E creava una magia intorno a questa cosa qui. Ora, secondo me questo si è un po' perso, no? Diventa un po' tutto omogeneizzato, tutti possono fare la loro radio se vogliono, si attaccano da qualche server, fanno un podcast, fanno un commento, miliardi di podcast, nessun podcast, perché alla fine mica li puoi ascoltare tutti i podcast, no? Quanti podcast potranno essere pubblicati al giorno? Decine di migliaia? Uno ne ascolti, se ti capita, io non ne ascolto mai, cioè mi accendo la radio in macchina e ascolto la radio come si faceva 30 anni fa, perché quello posso fare, mentre guidi di certo non può fare altro, no? Certo. Quindi forse la dimensione, ecco, della magia è stata un po' persa in questo senso. Questo intendevo. Non so se la recupereremo mai questa cosa, non credo. Bisogna, ecco, fare un po' di selezione forse, cioè prendere quelle radio o quelle chi ha la vera capacità di farlo, no? Deve in qualche modo diventare la radio che la gente ascolta, perché in questo marasma di rumore, perché alla fine è un rumore quello che abbiamo, no? Se non c'è qualcosa che esce da questo rumore è tutto rumore, quindi miliardi di apparecchi di radio, di centinaia di stazioni radio che abbiamo a disposizione, nessuna stazione radio di fatto, no? Quindi la differenza da cosa hai fatto? Hai parlato? Dal parlare e qualcuno che diventi immagine di quella stazione, di quella trasmissione che possa in qualche modo incanalare, ma non in modo così multidirezionale, cioè comunque filtrato e trasmesso, no? Io sono un po' stanco sinceramente dei commenti, di tutti i commenti, tutti quelli che possono commentare, commento. Io li butto via di solito. Quando faccio io un'operazione non abilito i commenti, cioè non mi interessa niente avere i commenti. Intendi sui social, no? Anche io ho la disabilità, se non mi interessa. Io dico quello che dico io, se qualcuno vuole dire qualcosa se lo fa per conto suo. Certo. Sono d'accordo. Questa cosa mi ha un po' stancato sinceramente. Sì, un po' stancato, sì. E quindi penso forse si ritornerà, perché sono cicli storici. Spero in qualche modo che si recuperi un po' questa dimensione esclusiva, cioè la radio è una radio, o 2, 3, 500, quello che vogliamo, ma sono identificate in modo chiaro e la gente ne ascolta quelle. E che adesso, da quello che ho sentito, in realtà le frequenze FM, ad esempio, prima o dopo verranno spente in qualche maniera, quello è il problema. Certo. Adesso ci sono tutte queste web TV, web radio, eccetera, che comunque sono sempre persone nostalgiche in qualche maniera, certo, che sono i precursori di questa cosa e che le porteranno avanti, certo, perché poi succederà. Ecco, allora se queste persone fanno questo passaggio, questo tramite, perché ce ne sono tante, allora forse qualcosa si recupera anche per le nuove generazioni. Cioè la passione, cioè la voglia di farlo, no? Sì. Per il piacere di farlo, non per i contenuti. No. I contenuti servono, chiaramente. No. Però sai, posso dirti una cosa, io ti dico, un giorno ero dalla parrucchiera, io faccio anche radio, no? E sono rimasta un po' male perché a un certo punto, io faccio una trasmissione di carattere giornalistico e sentivo che queste qua dicevano, questi qua quanto parlano, poi noi vogliamo la musica, E ci sono rimasta anche un po' male perché ho detto, cavolo, quando vado io in trasmissione, c'è una trasmissione di parlato che a me anche piace, perché adesso non so per fare nomi, ma magari DJ Chiama Italia, per dire, no, c'è Linus e Nicola che comunque fanno parecchio parlato rispetto ad altre trasmissioni, è sempre molto bello sentirli perché parlano un po' di tutto, dell'attualità, delle persone, dei fatti, di quello che succede, la cronaca o altro, oppure anche cose divertenti, meno divertenti. Cioè, perché andare a perdere questo? Perché non accettare qualcuno che ha qualcosa da raccontarti? Sono d'accordo. A volte la musica interrompe discorsi, e quello che non mi piace, che trovo veramente, scusate, magari entro dentro no, anzi, non mi piace questa cosa perché facendo parte un po' di quel mondo lì e quindi abbiamo una finta sotto questo aspetto, mi dispiace perché va perso qualcosa. Il fatto di essere non graditi quando una radio fa una scelta e dice noi tagliamo il parlato perché la gente vuole oppure lo sponsor vuole, perché anche poi una questione vuole la musica. Allora c'è una cosa che mi infastidisce veramente tanto. Cos'è che ti
Mi infastidisce quando uno sta facendo un discorso in radio, non sta parlando con un interlocutore, Sì, quindi fanno un'intervista, parte la musica e devono finire il discorso prima che parta il cantato. Quindi c'è quella fase in cui c'è il preludio musicale in cui possono ancora parlare, ma appena parte il cantato devono fermarsi e hanno evidentemente il numerino che dice 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 stop, e loro corre, ma quindi domina, non è il discorso che stiamo facendo di te, domina il tempo in cui partirà il cantato. Sinceramente è inaccettabile. Però è quello che succede. È inaccettabile. A me infastidisce. Dopo un po' lo spengo. Guarda che per chi lo fa e chi si trova di fronte a quel countdown lì, non è facile. No, certo. Perché tu magari stiamo facendo adesso in questo momento un discorso io e te come di questo tipo, e Andrea dice ti fa segno così, e tu devi, e anche tu lo vedi, noi sappiamo che dobbiamo chiudere questa cosa. Non può essere. Non può essere. Non può essere. È sbagliato proprio dal punto di vista organizzativo. È che loro vige la forza della pubblicità e la forza del marketing, e quindi ovviamente. Ma sei pianata la SIAE per avere 10 brani, certo. Non pagarli 10 brani, fanno 5, la pubblicità lo capisco, lo comprendo, perché la pubblicità tiene in vita certe strutture e quindi è accettabile. La musica no, e quindi dovrebbero regolare un po' le loro. Questo dipende poi dal tipo di trasmissione. Certo, questo dipende dal tipo di basta accordarsi prima su questo. Ci sono periodi, fasce orarie. Di queste cose, queste interruzioni sono pesanti, perché si sta parlando di cose interessanti. Abbiamo deviato nel discorso della radio, del museo, ma no, torniamo sul museo. Hai altre cose da raccontarci, dai, perché no, ma è bello perché tu, cioè per uno che ama la radio, non può esulare dall'ascoltarla, dall'amarla, da esserne appassionato anche come ascoltatore. Assolutamente. Quindi per questo dico che comunque ci stiamo comunque dentro, in qualche maniera, perché la radio chi la fa e la fa bene e la fa con passione. Certo. E si sente, Io lo penso che questa cosa quando si comunica, non occorre fare tante, non so, immagino, no? Sì, la teoria della comunicazione è importante, come ti appoggi, come ti metti, eccetera. Ma poi dipende da come esprime il concetto. Se ci credi oppure no, si sente, credo che lo sentano qui chi ci ascolta, chi guarda questa cosa, capisce se stiamo dicendo una cosa perché ci hanno detto di dirla o perché ci hanno insegnato a dirla o perché vogliamo dirla. Beh, ad esempio che questo è un mezzo di comunicazione, non è come la radio, ma è molto simile, perché siamo visibili e comunque stiamo raccontando senza interruzione. E con Andrea tante volte ci confrontiamo anche sul fatto positivo che ci sono anche tante persone che ci stanno guardando e stanno ascoltando e apprezzano molto quello che viene detto nelle varie trasmissioni che Mestre Mia mette in onda appunto attraverso lo streaming della pagina Facebook, ripeto, di Mestre Mia, dove ci potete trovare lì anche gli altri colleghi con altre rubriche. Uno può tirare i piatti, fare il letto finché ci sente parlare. Certo, non deve guardarci per forza. Non è obbligatorio. Però sente anche facendo il letto. È un compromesso, cioè nel senso che magari non hai la radio, però hai la possibilità, magari ti fermi anche a guardare, però se stai facendo le cose puoi comunque sentire, ascoltare. Assolutamente, la radio è bella per quello. Quindi torniamo, non so quanto tempo ci è rimasto, Presidente, come siamo messi? Andiamo avanti fino alle 2 qua, stavo dicendo, quindi vogliamo chiudere in bellezza con qualche cosa in più sul museo oppure sul planetario? Dimmi tu di cosa. Allora. Io le mie curiosità le ho, guarda appunti che mi sono presa per te perché ho fatto i compiti come sempre. Allora, abbiamo esaurito? Sì. Sì. Poi guarda dato che libretto che ho, allora allora no, abbiamo esaurito un po' tutti, infatti è che mi dispiace di toglierti lo sguardo perché devo guardare le domande, ma guarda, penso che le abbiamo toccate tutte, quindi. C'è una cosa che mi preme di dire. Dai. Allora, i frati a Marghera sono andati via. Voi sapete che da circa un anno più o meno, insomma, la parrocchia di Marghera non è più gestita dai frati per necessità, perché poi c'è un problema di vocazioni e quindi i frati sono andati via. Quindi noi siamo un avamposto, diciamo, se vogliamo, quello che rimane di questa memoria storica dei frati a Marghera. E il nostro obiettivo, la nostra missione è quella proprio di conservare questa memoria storica,
dei frati, del passaggio dei frati a Marghera, che è stato un passaggio importante per Marghera, per la città, per la zona industriale, per la crescita. C'è stato tanto di sostegno anche ai lavoratori, vero? Assolutamente, assolutamente. Ma perché i frati hanno questa vocazione, certo, no? Di sostegno, sì. di vicinanza, sì. di accoglienza, di costruzione e non di demolizione. Sì, sì. E recupero. Esatto, e questa grande, diciamo, opera che è stata fatta deve essere conservata per la nostra memoria, per la storia di Mestre, per la storia di Marghera, per la storia in generale di quello che è stato fatto. Quindi il nostro obiettivo in questo momento è quello di mantenere accesa questa luce. E è difficile, perché non abbiamo sovvenzioni da nessuno, cioè il museo si sostiene solo con quello che riusciamo a raccogliere in termini di donazione delle persone che vengono là, libere di farlo o di non farlo, non viene chiesto nessuno obolo obbligatorio, insomma, se uno vuole venire dentro ci lascia 2 euro, a noi va bene lo stesso, e se non vuole va bene, uguale, e noi ci sosteniamo solo con questo. Le persone che lavorano tra museo e Astrofili non sono rimborsate neanche del parcheggio, perché noi abbiamo fuori le strisce blu e se uno parcheggia l'auto si paga il parcheggio. E quindi questa è la passione, vedi? Questo è importante e spero che anche queste conversazioni servano a costruire una identità e una memoria che deve essere conservata. Noi dobbiamo come comunità, collettivamente, riconoscere quegli elementi che ci hanno portato dove siamo adesso. Quindi faccio un appello, se posso, nel senso che conserviamo questi luoghi. Fateli sentire, nel senso contattateci, contattate gli amministratori, fate in modo, lo sanno in realtà gli amministratori, anche ci conoscono. Che vi hanno, certo, che hanno ospitato. E per cui ringraziamo anche la vostra associazione che ci ospita e ci dà la possibilità di essere partecipi, di mostrare questa cosa. Tanti non la conoscono, ma perché noi non possiamo accogliere 200.000 persone, no? Non possiamo accogliere... Ma magari dopo la trasmissione che arrivano a gente è colpa nostra. Modereremo perché siamo una ventina di... Vedete contingentare le Certo, è successo, no? Quello è successo, non so, l'evento, la meteora, arrivano a frotte fuori e dobbiamo dire fermi tutti perché non ci stiamo, ecco. E dobbiamo moderare, anche per questo che teniamo un profilo abbastanza basso, no? Non possiamo pubblicare su giornali, pubblicità, perché dobbiamo stare un po'... Io fatto tutta questa pubblicità... No, grazie. Sennò... Ci serve, ma serve soprattutto per la condivisione, cioè per sapere che questa cosa c'è e che la vogliamo mantenere. Ecco, questo è il mio segnale che vogliamo... Ti volevo chiederti una domanda che mi è venuta in mente adesso. Come te lo immagini un museo tra 10-20 anni? Allora, avete intanto... mai fatto una Sì. previsione, visto che certo. siete molto lungimiranti, per cui presumo che abbiate anche pensato anche a questo, all'evoluzione. Allora, ovviamente noi non siamo i proprietari di questo luogo, noi siamo solo i custodi di questo luogo. E quindi da custodi possiamo solo sperare che ci sia tra i frati, ovviamente i frati hanno questa sensibilità di dire è la nostra storia, è il nostro patrimonio, quindi vogliono mantenere. Infatti adesso attualmente il museo è comunque sotto, il controllo dei frati, mentre tutto il resto della struttura è nella diocesi e quindi è stata in qualche modo separata. Però i frati hanno voluto mantenere il museo nell'ambito della gestione dei frati. Finché i frati avranno forza e ci saranno abbastanza frati da conservare questo luogo per quello che ci riguarda noi ci saremo sempre, però noi siamo solo i custodi di questo luogo qua e la cittadinanza in qualche modo speriamo che questo serva anche a creare una comunità di... Guarda, io sono originaria della zona del Campo Sant'Erese, no? Sì. E a Campo Sant'Ero ci sono appunto i frati appunto antoniani. E quindi ti dico, frequento molto quel posto e poi anche Sant'Antonio di Padova, che insomma, essendo padovana, certo. Ecco. Quindi io, per come li conosco, per come li ho sempre visti, sono convinta che non moleranno perché hanno nel cuore tante cose. Sono sensibili alle attività sociali. Sì. Quello che porta un beneficio sociale, loro ci sono sempre. Io direi di chiudere,
siamo arrivati ormai al termine di questa bellissima puntata molto interessante. Quindi ringrazio l'ingegnere Gianpietro Favaro, che appunto è un ingegnere biomedicale, e complimenti ancora per il lavoro che porta avanti nell'ambito della ricerca, e ricordiamo che appunto è il direttore del Museo della Radio Padre Ruggero e della scuola di Padre Egidio. Noi vi ringraziamo ancora, ripeto, per l'ospitalità che ci viene data dalla C-Mestre qui all'interno di Palazzo Donatello, lo store appunto della C-Mestre, e per questo ringrazio sempre il presidente Stefano Serena, Andrea Checcorsi Barlini, Matteo Settimo, che sono gli altri dirigenti che ormai questo secondo anno che siamo qui e ci ospitano sempre con molto piacere. Siamo all'interno del contenitore Mestre Cultura e Sport. Noi ci diamo appuntamento alla settimana prossima. Oggi avete perso in questo momento la diretta, sapete che la trovate su Mestre Mia, alla pagina Facebook, e quindi potete riascoltare appunto il nostro ingegnere che ci ha presentato questa bellissima realtà del museo della radio, appunto, che è qui a Marghera, che potete appunto andare a visitare quando volete, soprattutto il venerdì, a parte l'apertura, mi dicevi, del secondo sabato del mese. Sì, però poi anche in occasione della Sagra di Sant'Antonio, che è prossima qui, che siamo il 13 giugno, che è il giorno di Sant'Antonio. Grazie a tutti, buon lunedì. Speravamo in una primavera che era già annunciata, ma insomma fa un po' freddino, però insomma dai, ci accontentiamo, vi auguro di iniziare bene la settimana, un abbraccio a tutti e alla settimana prossima. Grazie. Ciao! Arrivederci. Grazie ingegnere.